A me mi stocca uno titolo, anzi si da piacere io. Penso, scrivo e canto. Non potevo ricevere un altro titolo che mi pare che con queste tre parole ha risultato a narrare d'impago sul sentimento che voglio comunicare questo merie. E non posso non dare questa esperienza del suo coro, che è un'esperienza di vita. Se è vero che il suo coro si agatta da 30 anni. So. Quindi ho pensato che posso offrire due cantici con suo tenore. Sospesatore sono due, uno è Peppe Luisu, su più anziano della compagnia, che come ha cantato una canzone che non te ne bisogno di un meta di spiegazione. Poi leggio una parica di ottata e poi sul microfono passa a suo figlio di Peppe Luisu, che è esempio proscraro de commenti questa tradizione passa da una mano a sattra, da uno babbo a un ufficio. Come ti canto? Come ti canto con questo tenore una canzone bella e attonata, questo strumento antico del valore va che su ballo con sa serenata de serenare animo non bada, bella perdona gusto cantatore, si di canta s'affanno e sul dolore, con sa che melodica con sa che melodica. Come ti canto con questo tenore, una canzone bella e attonata, questi strumenti antichi del valore, fa che su ballo, ma fa che su ballo con sa serenata, de serenare anima non bada, bella perdona ma, bella perdona gusto cantatore, si di canta s'affanna e sul dolore, un sao che melodica tristata, canti sul mondo sodio, e su pianto, sul dominatore sin tue, non potete sedurre che questo canto, ma si regna sapare, s'armonia, come te lo comprende fino a stue, tanto da pa cantare, s'allegria, canti su mondo sodi e su pianto, sono il dominatore, sin tue. Non potete sedurre che questo canto, ma si regna sapere s'armonia, come te lo comprende fino a stue, dando da pa cantare s'allegria.
poi dando d'acqua a cantare mai a cantare, dando d'acqua a cantare, dando d'acqua a cantare, s'allegria, dando d'acqua a cantare, s'allegria, s'allegria, s'allegria. Grazie, grazie. Questo sonetto finia da con sa sestina, quando in su mondo s'odio e su pianto, sono i dominatori in tottue, non potete essere dulce questo canto, ma si regna sa vaga, sa armonia, commente lo comprende fino a stue, dando da per cantare s'allegria. Questa sestina, in poche parole, fa comprendere l'impostazione del suo coro, della naschita. In su 76 ho incominciato proprio voi, cantando canzoni di poete famosi, di Oe e dei Risero. Però a bella bello, pensando come te picciocco di 20 anni, pensa ianta, pensando a un nao, ma poi te non provavo a scrivere su puro, senza non importare chi vienta poesia, chi vienta verso, chi balianta una cosa, ma l'importante via a trasmettere queste idee in su paperi e poi scantate. Penso che a tutti i cristiani mi ha dato questa dote a natura. E penso in limba, da gente creatura, che babbo e mamma e che sono paesani. Ma te si penso che smanna l'occura a smenticare sos diccios arcanos. E su chi penso, più di una ia, lunaro puro, in qualche poesia. Dai so 20 anni mi sono appassionato e in luogo mi barrare in suzzilleri, in dommo, con Sabina e sudinteri, in sa poesia mi sono esercitato. Ed è a me che ha poi immortalato e iscrittas a De Chile in su paperi, qualche dosina le abbiamo cantatas con su tenore in mille seradas. Su chi abbiamo iscritto, tutto appare, e abbiamo cantato in tutto questo anno, fa che pensare a guerras e a fannos, a sa natura che sta a rispettare. Accanto es duro a portas a emigrare, accanto s'ingiustizia fa che danno, che su tenore non è solo passione, ma un medio di comunicazione. Questo è sul modo di pensare del suo cuore neonero. E come? Voi intende sa che noale del suo tenore? Sì. Voi intende sa che noale del suo tenore, Angelo Piras, che canta da adesso 2007 con Noso, ma ne già meda esperienza, non solo in Sardegna, e se uso imparando di so trucco del suo babbo, che come te dosate imparare sul babbo, io so a coitao bruso, che è giovane quando ha cominciato. Comunque, iscurtaeddo e naie, si merita chi su babbo da per passare questa passione, Angelo. Questa canzone di Nanta, su senso e su canto. Con ragas e carzones vestidos a Santiga hemos cantado, pro chi es consolado vive da tesinate las naciones. E chi è de gannones ed esa bombas vive minetado, pro chi est in ruina e in apretixaue
s'eroina. Carzones, vestidos a santigamos cantado, progués consolado, mi pedatesina, progués consolado, mi pedatesina de las naciones, e chiede gannones, e de sabón más vive minetado, e chiede gannones, e de sabón más vive, e chiede gannones, e de sabón más vive minetado, progués in ruina, in appretisham, proiesti in ruina, in appretisham e se ruina, a chi è miserabile, distrue sa natura con su popolo, distrue sa natura, distrue sa natura, a chi è miserabile, distrue sa natura con su popolo, e a chi è broioso, manizzata armase, e a chi è broioso, manizzata arma se si intende dabile, pues aquí instabile, si chi te drogan de prene su lugo, si chi te drogan de, si chi te drogan de, pues aquí instabile, si chi te drogan de prene su lugo, tutus acunconado, nos vamos canta, tutus acunconado, nos vamos canta, frastimado. A chi è miserabile distrue sa natura con su fuoco, e a chi è broiogu manizzava arma se si intende dabile. Che stabile, si chi de drogande prene su luogo, totus acunconato, los amus canta, frastimaosa. Los amus Grazie. Scherzo presentare una persona che ha contribuito de maniera fondamentale a sa nascita e a sa vita de Perizzo Scoroso Nucoresoso. È una persona preparata e meda appassionata, con una ottima oga de basso. Nos ha da faedare sul tema dai Tizelliu a Scoroso polivocales de Iscola Nucoresa. Itte nos abbarra desa limba sarda, sono curioso di intendere itte che ha concordato. Amedeo Bianchi. Questo è su me, però deghe minutos è su me. Buonasera a tutti. Quando Mauro Mamutiu, quando mi ha fatto la prima telefonata, posso fare due cose. Andare, ringraziare, io che su saluto in Ugoro, adesso Nugoreso, adesso Scoroso Nugoreso, e contare la storia del Scoro Nugoreso e basta. Invece queria fare qualcosa di diverso. È preoccupato che Mauro penso mappa mutio. Su titolo, dai Tisellio. Ah no, chi è questo Tisellio?
In realtà querio va vedere dei due tizellios, uno vitizelio e l'altro vitizelio Ermogene. Vini due cantantes, due improvvisadori. Forse sono i primi due che nos podemos aumentare, ma soprattutto vini sardos. Ambos sardos, ambos famados, e ambos i sargracias de Cesare, de Cleopatra e de Ottavio Augusto. Proite, sono vedendo di isso, noi schimo nulla, noi abbiamo barrao poca cosa di questo duoso. Sino che avevano una voce veramente meravigliosa, una voce manna, una voce de tenores, e vini vinzas poetas. Ma non resta a barrare una cosa, chi prova a vedere male di questo duoso, due persone del suo tempo, tale Marco Tullio Cicerone e tale Orazio, hanno incominciato a far vedere male dei sardos. Cicerone, non potendo narrare nulla di Tigellio, che sa che vidi eccezionale, sa poesia puro e vini meda apprezzata, navata che questo zio podiata che sa gente sua, che sa terra sua. Chi si accompagnava sempre, chi gente, chi in pidores, chi in puliches, e chi gente che non valia nulla. E tanto per cominciare a comprendere che evidentemente l'oscurantismo, forse è nasci in cue, no? Però, come ha scritto Vinzas, a parte Pietro Martini, si storia sua, ma Vinzas a Tilio Mastino, da Pacu, prova a intendere i tevini, la melodia sardas a suo tempo, siamo fa vedere de 2000 anni prima di oggi, dai su 44, da quando pochi anni prima di morire Cesare, Vinzas a Como. Dai tanto provare a intendere le melodie, i tonos, la musica sarda, Vinzas Tigellio e Tigellio Ermogene cantavano in latino. E tanto mi suonavo. Dico, va con folklore dai carchidie, no? Non me dai 80, dai 82 e poi i 86 abbiamo cominciato a Parisi che in Banneddu Ruio, e poi su 90 abbiamo fondato su Grazia Deledda, e poi come su 2007 abbiamo fondato l'associazione culturale Priamo Galdisai. Mi sonavo medar voltas cantamos e nos picamos a corfos noisi, corfos metaforicamente. Si nasce io prima su tenore, su concordo o su coro. Ecco il titolo. Non queria fare 2 anni di storia. Penso che sia poco importante. Dopo tanti anni promene penso che sia poco importante. Su chi ha pinteso questo zero, quando ha pinteso Cossu, cantante già disisperata, è una cosa veramente bellissima all'intendere su canto, su monodia proprio di questo canto, che è una cosa eccezionale, pare di intendere questo pastores, da un momento quando vi pizzino minore, e ma noi mi piccava, che si ponevano a cantare in campagna a Sasola o su Massaio in campagna, una cosa bellissima. Quindi ha poca importanza, promene, è importante a cantare in sardo, è importante la lingua. Dico, l'occasione è bella, è bellissima, e è bellissima, mi sta spronata la questione. Casa Regione ha organizzato questo, che voi avete organizzato questo. E noi dobbiamo fare di più. Dico, se noi per narrare che su che siamo facendo tutto noi, dai Paolo, Pillonca, dai Strinna, dai Mauro, è troppo poco, Gallo. È troppo poco, che siamo facendo entre noi. La regione deve fare carichi cosa, o medas cosas, cada uno pro sa parte sua, cada uno pro sa arte sua,
pro coinvolgere, pro piccare i fatti sospizzinnosi, si scuola, noi dobbiamo legare a questa cosa che si può andare, si scuola. Che è bello, dico, tante volte mi è capitato Parisi, chi Paolo e Pillonca all'ascoltare di poesia, e chi Antoni Strinne, e chi Mauro, e chi Antoneddu, ma da volta mi sono capitato a ascoltare, non a vedere mai ascoltare, dico poi a presentare lo scoro meoso e a legare o a vedere come teniamo in un corisa strinto de esas poesias e de esos cantos che vamos. Ma è sempre troppo poco. La scuola sospizzino su che dobbiamo spiegare i fatti. A sospizzino dobbiamo imparare che bilinguismo, come diceva Mauro, incominciando questo zero, bilinguismo va che cada dia sardo e cada dia italiano. Ponere la cultura nostra su chi possiamo dare, chissà altre attività comparate a chi sia italiano, tutto, chi sia teatro, chi sia musica, chi sia a legare la lingua bella o fa vedere la lingua sarda, la lingua sarda, sor dialetto, le inflessioni, non ha importanza. Dico questi nugoro da un montone anni, ma sono ulianeso e mi vanto di essere ulianeso. E me da volta mi capita galo de cannagare cariche i paragole in ulianeso. Se sono in uliana allego in ulianeso e se sono in nugoro fa veddo su nugoreso, cagai deve essere, ma sono uomini del mondo e sono uomini sardo. Ecco, questo secondo me ne dobbiamo fare impruso. Tutto è bellissimo, ho inteso appunto Cossu, ho inteso prima Sostenore de Neonelli e prima Antoni e Paolo un montone volta. Dobbiamo dare questa cosa sospizzinnosa, s'alleva novas. Se no, non va a bastare cosa regai, che sono mera meritoria, ma non possono bastare per salvare la lingua nostra e la cultura nostra. Altra cosa, mi spieghi su che hanno su companze ossi, e mi sono aumentato, che mi lo pico sempre schimmecoso, mi sono aumentato che erano due persone, ma noi sono 80, o sono 60, o sono 70, due persone, uno se ne va a Montanaro, esatto Vitilao Silesu, che Stanislao non le piacchiata, e su 1909 aveva musicau Sardigna, Sinnu Sardu, e non sa matesi cosa, verso, ma Montanaro aveva sardo, zainoche a mano. Questo erde ancora la terra amata, no, giusto? Gai nava, pressa poco. Essa terra di ancora amata, questa antica e donosa cibele. Quindi dobbiamo veramente fare qualche cosa in proso. Su chi siamo facendo non basta, dobbiamo fare di proso. Noi prima di tutto che ci occupiamo di tradizioni e di cultura dell'Imbasarda. Grazie a tutti. Un ringraziamento veramente a Mauro e a Antonello per ciò che hanno fatto. Nino Manca è un chitarrista medafamato e stimato, presidente del Susozio Culturale Cantadores a Chiterra, nos ha da fare dare de sos cantadores e esas poesias de amore e di augurioso. Ma sì, no. Custo. Prima cosa, un bello saluto a tutti. Questa è una cosa importante meda, che è organizzata dalla Regione Sardegna, che deve essere sa base proprio per difendere la lingua, la tradizione dei suoi cantico di ogni genere di Sardegna. Sa gara chi terra in ho capito tanta gente che si di suo cantatore, quindi icchi di come funziona. È una cosa bellissima. Io sono sa chi terra in sa festa dai 32 anni. Intendere il suo cantatore che cantano sa poesia bella del grande poeta di Sardegna come Polico Mossa, Giuseppe Raga, Antonio Stefani di Muro, Pantaleo Serra e tutto. Gente meda che questo suo cantatore, la cosa principale che piace è il suo traggio, sul modo di cantare bello. Però, quando uno canta finza sa poesia giusta, e sa mettessi cantone finza cantata da un cantatore a un altro, con l'espressione data giusta, con il suo sentimento, è sempre una cosa bellissima. Su un pago
cantatori che hanno fatto poesia asisso direttamente e hanno cantato. Uno dei soppagoso è stato Antoni Nuvoli de Piaghe, e tanta cantonese che isso ha scritto molto prolungato, tipo Sosmastro de Torino, ha scritto per esempio su molto e Sospuzzone, che oggi canta in tanta gara a Franco Denanni, sono state scritte da Isse Mattissi, che ha la capacità di scrivere e di cantare Isse Mattissi cantonese. E altro poeta bravo che ha scritto poesia, che sono stata famosa, non che hanno partecipato mai a premio di poesia, ma la sanno conosciuta solo dai suoi cantatori. Recentemente magari non esce di manco chi l'ha scritta. Uno bravo che scrive tanta bella poesia, vedi, ed è Pietrino Giallara de Goglieri, che su Vizzu canta da chitarra, e tanta cantonese che ha cantato Serafino Murru in Sagara, tipo su matrimonio, e qualcuna in italiano, lo scudetto in Sardegna, la gita in continente, l'ha scritta Serafino, l'ha già scritta Pietrino Giallara. Un altro bravo poeta che crea la cantone proprio giusta può cantare a chitarra è stato Giovanni Nusasso, che ha scritto tanto molto so bello con Giuseppe Chelo, come Preghenne a Maria, Mamma penso e via. In suo tempo moderno non sono tutti i cantatori che si dedicano a cantare cantone e noasa, e questo funziona pensa su un baglio, che è bello cantare cose attuali, cose giuste. Uno dei suoi cantatori che ha fatto culto sugli ultimi anni è stato Gianni De Nanni, che poi infatti noi che presente non sa da fare ricultare qualche cosa, scritta adesso proprio a riguardo della lingua salda. Su canto a chitarra nasce commente canto e serenata, e in quasi tutto il canto principalmente è cantonese di amore. In certe situazioni, tipo sono muto, magari se prima cantonese sono un cantone di buonasera, augurando un buon culto, un augurio a suo comitato e gai, però prevalentemente sono sempre cantonese di amore, commente cantone di amore sono in San Maresa, finza in soccato de Gaddura, cantonese di amore in Sa Corsigana e gai. Ma tesi in suo canto classico, miela, si bemolle, fatice disperata è quasi sempre poesia di amore. Ma tesi cosa in sa disperata, che a volte potete essere il luogo d'oresu o finza in caddoresu, poesia di amore, o a volte so cantatori, se cantano magari qualche cosa successa, attuale, della linea, in sa vita, finza qualche cosa trista, di qualche avvenimento, magari finza non bello, però lo che ammentare, o finza c'è una disperata di augurio, ringraziamento a suo comitato che lo ha invitato, è tanta cosa bella. Ma questa cosa è in suo muto prolungato di fine serata, è quasi sempre un augurio, un ringraziamento verso il santo, verso chi ha organizzato, verso la gente che ha dicultato sa serata. Ed è difficile resistere a interpretare questa poesia durante il suo canto, e badappedo finza cantatore che questo sono stato bravissimo, che Serafino Murru, vedi del Zerfaliu, Mariano Lilliu, vedi de Barumini, e cantaiana benissimo sia sul luogo d'oreso che su cadoreso, quindi hanno salimba in suo coro, sa gana di lo cantare giusto, che se vogliono comprendere benissimo, pariano anche dos invita nostra. Poi va un altro problema, giovani che cantano bindata a Parizzoso, però purtroppo tutto che erano andare a cantare non cherano imparare a cantare, e la cosa più grave è che non cherano studiare la poesia, anzi certa poesia bella la cantano dallo sapinteso, che a volta va provincia suonato deo, poesia famosa, arruinata, che la gente la sa intesa in un modo sbagliato, vinza è un messaggio sbagliato che si è tramandendo, che se uno canta da un mottetto, l'ha poi registrato quando ero giovane, non fatto sul nome per carità. In Sarrena de Mare mi iogo e mi recreo, questo ha cantato, in Sarrena de Mare mi occo e mi recreo. Quindi mentalmente se uno si sente che minuto, ma il tesonende non funziona, quindi è tutto sbagliato. E purtroppo è questo viene a Parizzolo. Questa cosa che tutti stiamo tentando di evadere può salvare prima la lingua, la tradizione, e poi tutta la forma cantatores, poetas e gai. Ma siamo su un vago a Sasola, che porta a me che va che cultura proprio, che va che tradizione vera, quasi quasi bene pulto, in che zone. Tanto questo è folklore di serie B, purtroppo è gai. È nato da uno che vi trivaglia da voi, potete essere finza controproducente può a me matissimo, ma è la verità. Quindi noi si pensate come abbiamo fatto tanto, forse pensate a Sasola, con sa passione, con sa cane gai. Ma porta a me da non so finza accanto a me personalmente, o a altra gente che fa che cultura, questo gusto, questo piacere può finza finire, quando da bizza. Seradas importante, de cantadores, poetas, altre situazioni importanti,
che magari leo ogni dia sono a Sardegna. Ma cosa importante che abbiamo fatto, cantatore, poeta, tenore, altra situazione del genere, si bada un articoletto, canti sardi, non importa che è belle cantende, sonende e gai, a Ottieri, per esempio, lo signolo della Sardegna, la principale manifestazione del suo cantatore, da esempio, tutto il suo mezzo cantatore hanno cantato e sono partito da Ottieri. Questa corrispondente di Ottieri, Barbara, hanno preparato un bel articolo per la cronaca nello spettacolo, tutto canto, e dalla zona della Sardegna hanno nato che non era un articolo di interesse regionale. Tanto noi siamo la terrena e la cultura, su canto saldo e sa tradizione, gai non si è andata al luogo. So piseddo, come te possono amare su canto saldo, se noi che fai dare su saldo, prima dando bene salimba, impariamo su saldo, devo dire che manco te lui che fai dare, penso io non è che fai dare nulla, lo comprende ma non lo fai dare. Quindi se uno comprende bene su saldo, poi apprezza dai test a gara chitarra, dai test a altra situazione. E quando intendo le ore per la dispersione scolastica il pomeriggio, ma uno visetto dei bindigando, chi già anda su Manzano porta a metà, con fa un gusto a cola. Figurate voi sono va così che si cadora su zero ai goduro. In tempo di Facebook, di internet, di altre cose, non vi sono manco vesene. Quindi questa cosa bella, questa soddisfazione mia di dire può salvare la lingua sarda. Vi stato magari sa scuola, proprio un'ora obbligatoria di saldo. Prima gusto, prima salimba, quando non gli fai dare bene il saldo, poi magari apprezza da so cantatore, so poeta, so tenore. Se manca questa base da in cui, fra pochi anni, questa tradizione non è più uso. Noi dobbiamo prendere in tanto modo, abbiamo fatto scuola dei cantatori, stasera che Tino Pazzoni, su cantatore, che ha dai 4 anni, un'orta sacchita, sull'unici, una scuola dei cantatori. E vada a battere che pizzino. Che sono bravissimo, ma il chiso che ha fatto il sacrificio non l'ha aiutato nessuno. Però a Savine, se uno che poi prova e poi non va a continuità, non va a un aiuto della regione, uno che ti tutela, che ti dia il stimolo quando era davanti. Se l'iniziativa sua può definire, se non li comincia da un'altra, è una cosa che non continua mai, si vince sta lingua, si vince il suo cantatore, questa tradizione, e siamo sempre noi che a piangere, però non faremo mai nulla per mezz'orare. E come, sicuramente a me, più che a fare, mi piace di suonare, e stasera abbiamo 2 del mezzo cantatore di Sardegna, magari può fare una oche a re, Tino Pazzoni, uno si bemolle, e Gianni Dennani ha descritto, l'anno nato primo, che scrive bene, una disperata proprio dedicata a sa cultura e sa lingua sarda. Grazie a tutti.
E già mandò che adesso canto così importante, in arma, che il suo cantatore è vero, si vede il suo canto è il re. Chissà che sarà essere vero, ma... Come può fare su caso lei può non è mera a disposizione? In un pazzone può fare non si bemolle, poi dopo fatto la simparata, che due parole alla cazzonare, che chiosca non riuscite a fare, che cosa succede le salichie, nulla di importante, non vedete troppe importanze, due cose scritte così, a sapore, grazie. Sul senso mi interessa, poi sapete che non so poete. Una cosa titolo, sarà invasata e dimenticata? Punto di domanda. Speriamo che no. Noi faremo di tutto, voi. A suo giovane, sull'ale della continuare. Siamo entrati nel santo della Mizza e che era si scola su sardo e sinzato. Ma poi che noi siamo andati a Terranizza, si italiano non sanno fatto pareggiare, senti che si poteva tramandare in famiglia dai suo babbo a San Mizza. Si chiediamo che Salimba in noi resta d'amica, torniamo a sa sostanza antica.
si queremos que salimba noi resta da amiga tornamos a cessar sus ansias antigas tornamos a San Justa E vai. Grazie a tutti. Grazie. Quando si narra da voce da vendere, non la sana cantare.